Eccoci qui, ciao Massimo Privitera, benvenuti Soundtrack City, Ciao ennesima Marco, puntata feriale questa volta, ciao Massimo, Massimo Privitera, colonnesonore.net, sia chiaro. sia chiaro e Eh, tondo. allora Massimo, oggi siamo in collegamento con un festival che Che ormai non so, festival, e adesso che ce festival. ne parlerà la nostra Una delle nostre. direttore, perché si è raccomandata, non direttrice, direttore Elisa eh, Marchesini, e trattasi del Vittorio Veneto Film Festival. Io ho avuto il piacere di andare in questo un paio di volte ospite e qualche giorno fa abbiamo fatto un incontro in streaming. È un piacere ogni volta che mi ritrovo a Vittorio Veneto in questo festival, un festival interamente dedicato al cinema per ragazzi. Allora Massimo, bando alle ciance, io direi di fare entrare Il direttore. Eccoci Elisa qua, Marchesini. Ciao, buonasera, ciao, Buonasera ciao. buonasera a Elisa, tutti, tutto piacere di bene? averti con noi. Sì, Grazie, grazie, anch'io tantissimo, anche perché Marco lo conosco da tantissimo tempo, ormai posso dire, ed è Sì. stato uno dei nostri ospiti più piacevoli perché poi si parlava di musica e cinema, quindi di fatto una parte importante da spiegare o far amare ai ragazzi. Mm, mm. fondamentale. No, infatti tutte le volte per me è molto stimolante e molto divertente, anche in questa ultima edizione dove ahimè non c'era il contatto con i ragazzi, ma va bene lo stesso, insomma, va bene lo stesso, anzi bravi che l'avete fatta. Insomma, questa edizione del 2020 è in streaming, mi sembra di È capire. una edizione particolare proprio dovuta alla, ahimè, alla Mm. condizione che stiamo vivendo un po' tutti, in particolare alla condizione che stanno vivendo i ragazzi, che sarebbe impossibile riuscire a muovere e fare venire a Vittorio Veneto. Ma direi che è stata un'edizione molto, per il momento, insomma siamo alla seconda settimana, un'edizione particolare perché abbiamo potuto veramente iniziare un lavoro su tutto il territorio italiano. Prima ovviamente avevamo una disponibilità limitata anche di posti, invece siamo arrivati a più di 2000 ragazzi iscritti, a più di 100 classi iscritte e a tantissimi, che ci ha stupito e devo dire felicemente stupito, a moltissime persone accreditate. Mm, mm. E quindi anche questo insomma ci ha spinto a riflettere su questo sistema che sappiamo essere diciamo, meno a contatto fisico, ma più a contatto con i ragazzi che ormai sono anche abituati a lavorare Direi. attraverso La il DAD. mezzo, sì, il mezzo Mm. dell'online, e quindi sono tutti a casa in DAD o gran parte insomma in DAD. Mi viene una domanda da farti perché Sì. altri festival che io ho visto, magari musicali, ad esempio penso al Roma Jazz Festival qui che c'è stato, e che è passato ovviamente in streaming, cioè tutti i concerti sono stati fatti in streaming, ma non è l'unico. Ecco, io penso, forse nel cinema è un po' più gestibile il discorso dello streaming. Sicuramente noi siamo abituati ormai da molti anni, ma direi che nell'ultimo periodo, insomma da marzo in poi, l'uso delle piattaforme che offrono, offrono in modo a pagamento o meno, insomma, offrono la possibilità di vedere dei lungometraggi, dei cortometraggi, è diventato Sì. veramente alla portata di tutti. Quindi Mm, un po' devo dire che sicuramente rispetto alla musica, rispetto anche al teatro, il certo. cinema è di più facile fruibilità. Noi, ecco, quello che ci siamo accorti è che i ragazzi sono entusiasti nel vedere però un tipo di prodotto che è comunque diverso dalle normali piattaforme che ormai siamo abituati ad avere, e non le cito, ma sono tante, insomma. Mm. Questo un po' sì. Ora viene in mente a me invece una domanda, mi collego alla prima parte del tuo discorso, perché oggi è in uso dire sempre che i ragazzi odierni sono ormai dediti a stare sempre persi in aria con tra musica,
YouTube, influencer e quant'altro. E quindi comunque il vostro festival, che è un festival comunque ormai rinomato, ormai consolidato, però c'è stato comunque anche in questa situazione anomala e alienante un grande fervore, un grande interesse e una grande partecipazione. Quindi non è vero che poi i ragazzi, se non gli dai cultura e gli dai comunque qualcosa di forte, non si avvicinano ugualmente, non partecipano, ecco. Ma sai Massimo, io ho sempre pensato, insomma, fin da ormai sono 10 anni, sono invecchiata anch'io di 10 anni con loro e sono giovanissima, ma insomma ho un'età maggiore rispetto ai ragazzi che ho davanti la mattina quando facciamo i webinar o ai ragazzi con cui lavoro tutti i giorni, i ragazzi che ho accanto professionisti. Io invece vedo che c'è ecco, una fetta di ragazzi veramente in gamba e interessati. Dico solo stamattina abbiamo fatto un incontro con una ragazzina di prima superiore, la quale era stata bullizzata e ha creato un video fantastico sulla sua problematica e ne ha parlato con una tale serenità, ma anche con una voglia di riscattare certi argomenti e anche certe situazioni che ha vissuto, che è stato incredibile. E trovare una ragazzina di 15 anni, 14 anni più o meno, insomma quell'età là, mi ha colpito, ma mi ha colpito in realtà non più di tanto, perché ripeto, i ragazzi che ho attorno sono tutti ragazzi molto interessati e anche molto appassionati sia alla musica, sia al cinema, all'audiovisivo, all'illustrazione, all'arte. Quindi non è vero, abbiamo una gioventù che funziona bene, basta dar loro modo di esprimersi. Ecco, hai sfatato un luogo comune e basta nutrirli di cultura. Esatto, esatto. Ahimè, è quella, è lì arriviamo sul tasto dolente, voglio dire. Sarebbe da fare un discorso lunghissimo. Sì, sì. Però è anche vero che continuo a dire, insomma, ecco, è una fatica sicuramente, ma è una fatica che poi ti riempie di tante belle cose che devo dire normalmente probabilmente sì, in altri ambienti non si vive, però insomma io sono fortunata, ecco, devo dire la verità. Allora, io adesso vorrei cercare di far capire questa fortuna di Elisa, perché in questo momento noi vediamo solo le nostre tre facce qui ma io c'ero quando in qualche edizione del festival e loro hanno fatto un bellissimo contributo video dove un po' si ripassa la storia del Vittorio Veneto Film Festival. E tu che non ci sei mai venuto, Massimo, guarda bene che cosa hanno e che cosa fanno e che tipo di pubblico hanno. Andiamo allora. Bene. Vabbè, insomma, complimenti. Io da ex montatore, ex promoter, faccio i complimenti a chi ha realizzato questo bellissimo riepilogo.
Bravi, bravi. Grazie invece, grazie a Riccardo che è uno dei ragazzi che ha lavorato con noi come volontari, appunto si dicevano 200 volontari, veramente tanti ragazzi, se si pensa che erano circa 1500 ragazzi che giravano in un piccolo centro storico bellissimo che è Vittorio Veneto, e per 10 anni, per 9 anni, insomma è stato un bel numero di ragazzi visti. Io farei un passaggio, nel senso che magari sto un po' zitta io. Sicuramente il festival, per quello che mi riguarda, è stato un'avventura. Quest'anno è una nuova avventura data dal fatto che è online, ma è sempre stata una grande avventura. È sempre stato un momento di gioia, di condivisione, e quello che forse posso dire, ed è un po' il bello del festival, è che in una situazione come la nostra c'era la possibilità di avere un contatto con i professionisti del mondo del cinema, e parlo di tutti, cioè di tutti quelli che fanno sì che il film possa essere poi alla fine concluso e fatto vedere al pubblico, di avere un contatto più diretto, meno formale, meno, chiamiamolo, meno da festival importante, forse più da festival familiare, ed è un po' la caratteristica che ha il Vittorio Veneto Film Festival. Ma vorrei proprio, insomma... Io, se permetti, vorrei ricordare una cosa, un ricordo che ho del Vittorio Veneto Film Festival stupendo. Come sai, alla fine, durante i festival, poi si fanno delle fotografie con la quinta, no? Con scritto Vittorio Veneto Film Festival, eccetera, eccetera. Io capitai come ospite al Vittorio Film Festival quando c'era Storaro, quindi Caspita. fine di una delle giornate del festival, tutti davanti lì a questo a farsi le fotografie. A un certo punto viene Storaro che si mette a dare una mano alle luci per fare le fotografie, e in sostanza quello che vedevi era si facevano le fotografie con Storaro che dirigeva. Cioè, È vero, è vero. Quella volta c'era Rosa Mariniello, che è un'importante fotografa di Roma, appunto, e lei aveva settato tutto in modo che venissero perfette le luci, che nessuno avesse una ruga, e invece Storaro gli ha spostato appunto tutte le cose. È stato divertentissimo, però avevamo Storaro, non si poteva Non mi potevi dire fare no. altrimenti. Anzi, ringraziamo il maestro, che non vuole farsi chiamare maestro, ma insomma lo è per tutti. Senti, Allora io sì. vai, Facciamo no, parlare no. questi No, ragazzi. io farei un passaggio di camera con Antonio. Antonio è, e spiego chi è in modo che sappiate, allora qua ce ne sono 4-5 anime del festival, nel senso che abbiamo iniziato, allora, prima c'è stato chi l'ha pensato, poi chi si è proposto, e uno di quelli che si è proposto inizialmente per questa nuova edizione è proprio stato Antonio. Antonio è stato uno dei primi ragazzi che ha collaborato con il festival attraverso un cinegiornale che era condotto da Giuseppe Di Tommaso, gestito da Giuseppe Di Tommaso, che è un giornalista della Rai, regista della Rai, molto in gamba, insomma, e che ama i ragazzi in modo assolutamente sfrenato, e ci ha sempre seguiti, e sempre ha veramente fatto dei laboratori in cui si partiva dall'inizio, da come fare un giornale TV, e poi andare a concluderlo, e ogni sera venivano pubblicati venivano fatti vedere in teatro questi cinegiornali, noi li avevamo chiamati, di racconto della giornata del festival. E quindi Antonio è stato uno dei primi, e quindi vi faccio vedere Antonio, anzi vi faccio parlare con Antonio. Ciao Antonio. Buonasera. Ciao Antonio, piacere. E quindi fammi capire, Antonio, da quando è che tu sei imbarcato in questa esperienza? Oddio, un bel po', nel senso che, diciamo, per questa nuova edizione per un paio di mesi, però in realtà Elisa già la conoscevo da un bel po', lei stessa conosceva mia mamma,
mia mamma mi ha proposto, quindi c'è stato un bel rapporto, 2012. 2012, sì. Ah, vabbè, Quindi siamo via allora per quegli Fasce, anni. cioè tu eri in fasce e Sì, più o meno, più o meno. sei maturato e sei diventato quello che sei grazie al festival. Bene. Sì, 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 ho Ecco, vissuto un quello po' il che posso festival. dire, e forse Antonio su questo festival in particolare, insomma, lui è stato quello che ha creato il cosiddetto portale, o meglio, quello che si dice appunto lo spazio che ci permette di parlare con i ragazzi, di vedere i film, di capire quali sono gli argomenti, di poter vedere voi perché è un professionista, lui è un videomaker, montatore e quant'altro, nonché grande organizzatore, molto più organizzato di me. Ho, Beh, ho oddio, avuto adesso modo di, ho avuto mi hai modo di elogiato. conoscerle, no, ho avuto modo di conoscerlo Antonio quando in occasione dell'incontro, no, che abbiamo avuto qualche giorno fa, e posso assicurare che è di grandissima professionalità, e uno mi ha dato anche a Grazie. me delle dritte, come si suol dire, che mi saranno molto utili. Quindi, Siamo là, il Antonio, i tecnico miei della situazione. ok. Il tecnico Senti, della situazione. tu mi diceva Elisa che sei appunto anche un professionista, e che tipo di lavori fai normalmente adesso al di fuori del Vittorio Sì, Veneto Film Festival? allora, con un gruppo di miei colleghi abbiamo creato questo piccolo collettivo, questa compagnia di personaggi, di liberi professionisti che si occupa proprio di videoproduzioni, quindi Mm, andiamo proprio a creare quelli che sono i video per le aziende, per i prodotti, per andarli a mm, promuovere, quindi sviluppare concept e mm, quant'altro. mm, mm. E ci siamo un po', diciamo, arrangiati tra di noi tirando su un po' di attrezzatura, quindi un po' alzando un po' il livello professionale, Sì, e quindi in questo modo, diciamo, cerchiamo un po' di, si dice, sbarcare il lunario, ma ancora certo, ci certo. stiamo creando ogni giorno sempre qualcosa di nuovo. Guarda, se il buongiorno si vede dal mattino, io veramente penso che farai veramente strada in questo settore, proprio perché Grazie. hai il giusto approccio, che è quello che è la cosa fondamentale poi. Quindi poi il resto stiamo nelle mani della dea fortuna, come dice qualcuno. Assolutamente. Ma adesso vi faccio vedere anche un altro dei ragazzi storici, che ormai il ragazzo non è più, Ecco. che in realtà ha vissuto gran parte dei festival, beh, inizialmente proprio come giurato, era giovanissimo, e poi come volontario era il responsabile di tutte i viaggi degli ospiti, quindi probabilmente Marco se lo ricorda, o forse se lo ricorda molto giovane, adesso sta, insomma, ha la sua età e lavora e è volontario in alcune attività anche sociali, quindi insomma è un personaggio, però con noi è sempre stato e anche quando non aveva tempo si prendeva le ferie per venire appositamente ad aiutarci al Vittorio Dai, Veneto Film Fest. Quindi dai. Lorenzo, Buonasera a tutti. Io non sono abituato a stare davanti alle telecamere, quindi cercherò di essere più aulico possibile. Guarda, neanche noi, Neanche nessuno. noi. Siamo in 3, 4, Guarda. 5. Senti, allora Lorenzo, tu sarai il futuro direttore del Vittorio Veneto Film Festival. Mi ha detto Elisa che sin dall'inizio ci sei e vai avanti di gradino in gradino, quindi prima o poi... Sì, Che io tocca. giurato, all'epoca ero giurato, è la prima edizione, le prime 2 o 3 edizioni ho fatto il giurato, e poi sono entrato come volontario, ho più presenze io dell'Elisa stessa, è il festival incredibile. E quindi sì, è stata una bella esperienza prima da giurato, ma devo dire poi che diciamo che Lorenzo, essendo appunto l'autista, Sì. il responsabile degli autisti del Vittorio Veneto Film Festival, ne ha viste veramente di cotte e di crude, e ogni tanto quando ci troviamo a cena, adesso non si può più, ma quando ci troviamo a cena ci ricorda degli aneddoti che sono successi con gli attori, i registi e Certo. quant'altro nel viaggio tra Mestre e Vittorio Veneto. È una Mm. mezz'ora, ma è una mezz'ora intensa di solito, quindi lui ha questa particolarità. Allora Se- suggeriamo a Lorenzo di creare un libro o un documentario in cui racconti tutti questi aneddoti.
Sono la casa più Te ne bella. racconto uno, spero di non ricevere Vai. querele. No, Io devo penso cosa- di essere stato l'unico autista in tutti i film dei festival internazionali, penso, ad aver portato Pupi Avati e suo fratello a comprare un paio di mutande e dei calzini perché non è scesi dall'aereo, non era arrivata la valigia e io sono stato questa cosa, posso fare un libro solo su questo aneddoto. no, infatti, E guarda, quindi anzi, su tutti i festival del mondo io penso di essere l'unico che potrà raccontare anzi, questa guarda, perla. ti suggerisco anche il titolo, Le mutande di Pupi Avati, alla ricerca. Avrebbe un Prendete successone, lì, insomma, solo il titolo. infatti, guarda, No, io posso dire una cosa, mi ci sono trovato un paio di volte a cena con Pupi Avati e mi ricordo che è simpaticissimo lui, per cui, Sì. va bene, Confermo. senti, me ne dici invece, hai parlato di un regista uomo, parlami invece di un'attrice, una regista donna che ti è capitato, che ti è rimasto piuttosto impresso. Beh, questa è un'altra mia perla, questa qui. Avevo appena iniziato, forse era il mio primo anno da autista, quindi io al cinema non è che vado proprio, cioè non vedo, non sono proprio appassionato. Però insomma, era l'anno dedicato a Tognazzi, no, che è venuta la figlia, Tognazzi, che è venuta la figlia. Sì. Io carico questa signora, la porto dove l'avevo portata al teatro e dopo la dovevo portare a Mestre perché era venuta in giornata, mi sembra. Io carico questa signora, non mi ricordavo come si chiamava, ho detto, a un certo punto ricevo una telefonata e mi chiedono della Tognazzi se la stavo portando giù, solo che non mi veniva il nome, non sapevo chi fosse. E allora mi ricordo che a un certo punto, in totale imbarazzo, ho detto sì, sono qui con l'ospite e la sto portando in stazione perché non mi veniva il nome, ho detto che non faccio figure, quindi anche qua una mia peculiarità era fare certe figure però poi- me la sono cavata, insomma, che l'ho poi lei schivata. è forse Maria Sole, se non sbaglio. Maria Sole, Maria Maria Sole. Solo Maria che io in fretta, caricala, portala al teatro, portala via, non avevo collegato che era la figlia, no? Però Sì, sì. insomma è un personaggio importante, Va io bene. non mi veniva il nome, insomma me la sono Va bene. cavata. Quando ne carichi troppi, poi alla fine uno se li No, dimentica. sì, perdi la bussola purtroppo. Va bene, va bene. Ecco, quindi queste sono le cose divertenti che succedono al festival e al nostro festival in particolare, ne sono capitate moltissime, però questo fa capire che la disponibilità, almeno per quello che ci riguarda, insomma, la disponibilità degli ospiti che abbiamo avuto è stata veramente eccezionale. Abbiamo aperto quest'anno il festival con Leo Gullotta e io ricordo sempre che Leo Gullotta è venuto a Vittorio Veneto al festival e ha dedicato il suo tempo, ma in realtà ha anche dedicato la sua economia, nel senso che non c'è costato nulla ed è sempre stata una cosa che sì, io lo devo ringraziare perché è proprio una disponibilità, ma tutti erano così, cioè tutti molto disponibili, molto attenti ai ragazzi, avevano questa capacità di rapporto. I ragazzi erano fantastici perché ovviamente trovandosi in una condizione del genere coglievano e colgono ancora le cose più interessanti che magari non sono quelle che normalmente si vede alla televisione piuttosto che in altre situazioni del genere. Ecco, Quindi a proposito di ragazzi, ti faccio una domanda di cui non abbiamo parlato, penso sia interessante per chi ci ascolta. Allora, come funziona i ragazzi? Come possono, tra virgolette, venire, iscriversi? Non lo so, che trafila c'è per poter accedere è al molto, programma? allora, diciamo che è molto semplice quest'anno, nel Sì. senso che in realtà noi abbiamo aperto due strade per poter accedere al festival. Allora, la prima era quella legata alle scuole, perché il festival nasce proprio per essere
un momento formativo per i ragazzi che vanno a scuola. Quindi c'è un percorso che è il percorso ovviamente legato alle scuole propriamente, per cui inviamo ovviamente a loro la presentazione, poi loro lo inseriscono nei loro programmi e quindi si iscrivono. Mi stai parlando di scuole superiori, immagino. No, No, in realtà ecco, il Vittorio Veneto Film Festival, e non l'ho detto, si apre fin alle scuole elementari, dalla terza elementare ovviamente all'università. Ecco, questo è un po'. Quindi un Quest'anno range abbiamo molto... un range molto ampio. Quest'anno abbiamo aperto un altro canale che è quello degli accreditati cosiddetti. In realtà bisogna avere almeno 16 anni perché alcuni film sono legati a un linguaggio anche diverso che i bambini non potrebbero capire. E quindi di fatto, insomma, è un festival che prevede una possibilità, e c'è ancora la possibilità di iscriversi come accreditati, tanto che anche oggi mi diceva Antonio che si sono iscritte tantissime persone, solo oggi una dozzina di persone nel sito, perché c'è un sito che è www.vittoriofilmfestival.com, nel sito direttamente possono vedere tutti i film che sono presenti durante il festival, che finirà il 12 di dicembre. I film ovviamente finiranno prima, una settimana prima, e poi potranno accedere ai webinar o cosiddetti webinar, insomma agli incontri che facciamo. Ovviamente gli incontri con i registi, gli attori, i produttori e quant'altro sono limitati a chi è accreditato e chi è iscritto come scuola, mentre gli incontri, diciamo, più ampi con degli argomenti più che possono interessare a tutti sono aperti a tutti indistintamente, sia su YouTube che su Facebook, perché ormai le comunicazioni passano attraverso i social in modo diretto. E sempre per essere proiettati nel futuro, perché noi siamo ottimisti e il prossimo anno saremo tutti liberi, non ci sarà più streaming. Cambierà qualche cosa in questo senso per l'accreditamento? Allora, diciamo che questa idea di proporre a tutta Italia il festival è un'idea che comunque continueremo a portare avanti. Perché? Per il semplice motivo che ovviamente, come quanto detto prima, offrire la possibilità di far venire tanti ragazzi qua a Vittorio Veneto diventa complicato, e quindi c'è questo limite che abbiamo. Per cui l'idea, insomma, con Antonio, con Aurora, e con Manuele, con Luca Tonon e con il nostro direttore artistico che probabilmente ci segue da casa, Giovanni Esposito, abbiamo, insomma, è quello di continuare con un'attività che sia veramente distribuibile, tanto che l'idea, una sera scherzando abbiamo pensato, ma perché non facciamo Vitflix facendo riferimento agli altri, cioè perché non possiamo inserire contenuti che poi servano per gli insegnanti, per le scuole, certo. per le attività formative. Quindi insomma, quello che cercheremo di fare è proprio quello di avere la possibilità di ampliare il più possibile questa offerta alle scuole che hanno necessità di avere dei contenuti anche di qualità, e contemporaneamente se mai ci sarà la possibilità di ritornare in presenza, di fare comunque un'attività in presenza e di continuare il rapporto anche personale con chi vorrà condividere con noi durante le giornate del festival. Ecco, però il festival continuerà tutto l'anno, questa è la nostra, è il nostro futuro. Vittorio Veneto Film Festival tutto l'anno, questo è Vitflix tutto l'anno. Senti, allora, prima di passare la mano a Massimo e ai film in concorso, se non sbaglio c'è c'è la presenza femminile tra le ragazze che vuoi presentare, no? È qua che dice no, io no, purtroppo l'ho chiamata, invece quindi... adesso Aurora è stata una scoperta per me, nel senso che come tutti i ragazzi io
o ho conosciuto un genitore, ho conosciuto l'altro, ho conosciuto... In realtà Aurora è arrivata come volontaria, dopodiché noi le abbiamo cambiato il sistema perché ne aveva necessità lei, ma avevamo anche necessità noi, sta facendo uno stage universitario, lei studia comunicazione a Milano. Ed è veramente stata un punto di riferimento notevole, ha stralavorato e sta stralavorando, quindi lei si ferma anche a dormire perché se no non riesce a tornare a casa, suo papà gli porta i cambi in modo che possa cambiarsi. È una ragazza splendida in tutti i sensi. E devo dire che siccome siamo talmente poche poi donne, perché siamo io e lei e Beatrice che adesso sta montando il videino che devono pubblicare stasera, sono più uomini, allora ci facciamo anche un po' di forza io e lei. La quota Allora, rosa del e qui- festival, dai. Oh, Buonasera. ciao, Ciao. buonasera, buonasera. Quindi tu sei, come posso dire, una new entry del Vittorio Veneto Film Festival. Sì, sono in pratica l'ultima arrivata, però sono stata veramente accolta come fosse una famiglia. Cioè, Vittorio Veneto Film Festival è una famiglia, è un luogo accogliente che è casa, è come fosse casa. Tant'è che appunto Elisa menzionava il fatto che ogni tanto ci fermiamo magari a dormire in ufficio sul divano. E niente, è veramente un'esperienza. Io sono emozionatissima, nel senso Elisa ha speso veramente delle bellissime parole per me, non so se me le merito, ma No, veramente è brava. Poi è un ambiente creativo e lei ha il senso creativo, tanto che oggi hanno fatto un video, oggi è la giornata appunto sulla violenza della donna, quindi abbiamo preparato un video per una realtà che c'è a Trieste e ci siamo dovuti, insomma, e lei è protagonista, regista e quindi ha diretto lei quello che doveva dirigere. Bravo, Senti, complimenti. io chiedo a Aurora, questo tipo di esperienza dove immagino hai rapporti con ragazzi, ma anche con adulti, con professionisti, che tipo di ricchezza ti ha dato fino adesso? Cioè, che cos'è che hai scoperto? In che cosa ti senti di essere cresciuta? allora, ho scoperto un mondo intero, nel senso che io sono sempre stata appassionata di cinema e l'ho studiato anche all'università facendo appunto comunicazione, ma non pensavo ci fosse veramente così tanto dietro. E anche poter conoscere registi, poter conoscere produttori, attori, far parte di tutti i progetti che comunque girano qua dentro, perché ovviamente non c'è solo il festival, ma ognuno ha il suo lavoro e io sono qui che osservo, che mi metto nell'angolino e guardo e è veramente bello, è veramente un'esperienza che fa crescere da tutti i punti di vista, ma cioè come persona, dal punto di vista umano, dal punto di vista lavorativo e ne uscirò veramente più grande, cresciuta e spero anche più esperta, insomma. Beh, guarda, Lo auguriamo, infatti. te lo chiediamo proprio. E pensi che il cinema sarà sempre un tuo interesse in questo senso? Assolutamente sì. Vabbè, Anzi, allora, ho imparato a sviluppare una delle mie passioni, unire cinema e scrittura, tant'è che mi diletto, insomma, a scrivere un po' sui film del festival, un po' sul sito, un po' sui social. Niente, Bravo. ci sto provando, insomma, a trovare un po' una mia strada e sono sempre stata una molto indecisa sul da farsi e mi stanno aiutando tutti anche in questo caso. Sì, Allora, tra l'altro Aurora è il nostro anche ufficio stampa, presa e messa là, abbiamo detto o questo o niente e via. no, Proprio allora, spontaneamente obbligata. voglio dire, Aurora, che quel signore lì che vedi, Massimo Privitera, lui ha un magazine importantissimo, lui fa recensioni dalla mattina alla sera. Quindi, Massimo, eccolo lì. Hai poi Scambiamo i un'inviata, numeri di telefono, da Poi domani sono a è di te. Milano, quindi è di casa. Siamo qua, quindi. ok. Infatti. No, ma poi la cosa che voglio dire ad Aurora è che è una considerazione che ho fatto sempre a chi ha lavorato con me, che ho avuto come, diciamo, che gli ho dovuto fare da tutore, da tutor, come si dice oggi,
è quello di ascoltare. Mi è piaciuto che tu hai detto io mi metto in un angolo, ascolto, apprendo, anzi a quel punto devi rubare tutte le nozioni, tutti gli aneddoti, tutte le peculiarità di ognuno dei tuoi ospiti, delle persone che passano lì, perché la cosa più importante è ascoltare, perché ascoltando si impara tantissimo e poi si può a quel punto parlare. Che invece oggi c'è una tendenza che si parla troppo e si ascolta poco. Invece prima devi carpire e poi dire. Comunque è normale, noi ci occupiamo di musica, quindi è evidente che l'ascoltare per noi è fondamentale. Infatti. Allora, Senti, ma Aurora, Ah a chi no. chiediamo, a chi chiediamo? Perché io ho una curiosità su questo festival, oltre alla nostra cara Elisa che ci ha raccontato già per filo e per segno tutto, ma a me piace molto il backstage, dietro le quinte. Chi è che decide quali film scegliete, selezionate per il festival, con quale modalità, con quale indirizzo tematico? Perché comunque ho visto che c'è un bel parterre, oltre agli ospiti, che avete avuto dei grandissimi nomi, ma anche un bel parterre di scelte registiche, editoriali, filmiche, di corti. Chi è che c'è dietro tutto Allora, questo? ti presentiamo un altro grande collaboratore del festival che è qui con noi, stava facendo le sue cose, l'abbiamo svegliato e portato qua, è Luca Tonon. Ah, ok. Ecco, allora Luca è stato preso all'inizio e lui ha detto io faccio solo la selezione dei film, ma se ne è trovati talmente tanti che ha passato le notti insonni a vedere film, a sceglierli. Poi ovviamente ha passato la palla al direttore artistico, il quale ha scremato e ha deciso per i 12 film. Ma lui diceva ce ne sono tantissimi altri di bellissimi che non potevamo inserire e che non poteva essere fatto. Quindi lascio la parola a Luca Tonon, Allora, aspetta un attimo. che sarà prima di- breve. Ah no, 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 Luca, prima ti chiedo, facciamo vedere appunto prima il trailer Sì, dei film infatti. in selezione, dopo ritorniamo subito da voi. E faccio Ciao, nuovamente, buonasera. ciao Luca, faccio nuovamente i Buonasera. complimenti a chi ha montato il trailer dei film in concorso, comunque nella selezione del festival. Curiosità, le musiche di chi sono di questo bel montaggio? Diciamo che le musiche in realtà sono scelte tra le 1000 musiche semi gratuite o acquistate, però cerchiamo, è una delle particolarità che ci diamo anche noi sì, diciamo come obiettivo, quello di trovare sempre la musica adatta a quello che vogliamo raccontare, anche noi effettivamente lavoriamo anche al di fuori tutti assieme e il tentativo è sempre questo, cioè quello di riuscire a raccontare attraverso anche il suono, la musica, quello che vogliamo dire o quello che vogliono
vogliono gli altri dire, perché spesso infatti. dobbiamo sottostare delle regole. Vabbè. Ma Luca, insomma, ha dovuto fare questo grande lavoro. No, diciamo che tutti i trailer sono stati fatti un po' da Riccardo, che c'era, da Antonio, un po' da me, insomma, un po' da Manuele. Diciamo che per fortuna siamo tanti Un bel bravi montatori, ecco. bravi, complimenti. No, poi effettivamente, poi lascio la parola a Luca, avete una selezione ricchissima da tutte le parti del mondo e spaziando tra i generi, tra il fantasy, il sociale, il drammatico, la commedia. Poi ho visto che c'è una predilezione, ed è giusto che sia così, per titoli di autori italiani, e quello mi sembra anche più che opportuno, dato che si parla di un festival prettamente italico. Però comunque raccontaci un po' quello che c'è dietro la selezione, quali criteri, che cosa poi voi, come l'obiettivo primario quando selezionate i film per il festival. Certo, allora noi siamo partiti, diciamo, dai film degli ultimi anni, cercando di capire se potevamo invitare qualche film al nostro concorso, prima di tutto, e dopodiché abbiamo anche aperto una selezione su Film Freeway. Quindi io sono partito cercando ovviamente quei film il più possibile interessanti, ma che coprissero un po' tutti quanti quegli argomenti, quelle fasce d'età, perché ovviamente noi abbiamo 4 fasce d'età, quindi la cosa difficile è anche stato cercare dei film, ad esempio, per i ragazzini più piccoli, che andassero bene per i ragazzini più piccoli, qualche cosa che ovviamente avesse una certa maturità per diciamo tutte quante quegli utenti più grandi, e anche dei temi che ovviamente potessero interessare queste varie fasce d'età. È stata una selezione, penso, tra più di 100 film. Alla fine chiaramente abbiamo dovuto scegliere quelli che ci interessano più, soprattutto per quanto riguardava i temi. Abbiamo appunto dato un piccolo privilegio, diciamo, ai film italiani, perché appunto essendo un festival italiano abbiamo fatto questa scelta, però abbiamo cercato comunque di spaziare a più possibile in tutto il mondo. Infatti avevamo tantissimi film cinesi, tantissimi film russi bellissimi, però alla fine ne abbiamo scelti un po' meno rispetto a quello che poteva essere la scelta, per dare spazio anche a quelle che potevano essere altri film, ovviamente molto interessanti, però provenienti da altre parti del mondo. Senti, tu parlavi di temi, ecco appunto, che tipo di tema è caratterizzata l'edizione di quest'anno? Ci sono dei temi che ricorrono nei film o sono di vario tipo? No, abbiamo cercato di spaziare il più possibile, ovviamente il tema il tema è molto generale, perché la nuova avventura chiaramente si può spaziare moltissimo su questo tipo di tema principale. Quindi da lì abbiamo cercato più che altro un approccio per le fasce d'età e cercare quelle che potevano essere ovviamente temi diversi per ogni film. Ad esempio, non so, abbiamo la famiglia, il bullismo, abbiamo l'amicizia, abbiamo tutta una serie di film, di temi dedicati ai ragazzi, però diversi più diversi possibile su ogni film che abbiamo selezionato. E qual è fino adesso, diciamo, in queste giornate del festival, quello che secondo voi è il diciamo di maggior gradimento, quello che ha avuto anche un po' più visibilità? Mi sa che stanno ancora in concorso, credo siano ancora in allora, concorso. Sì, siamo ancora in concorso. Io sinceramente ho apprezzato molto quei temi dedicati alla famiglia, soprattutto perché poi magari sono quelle cose che forse diamo più per scontate, no? I nostri familiari li diamo molto per scontati, però è importante capire anche, ad esempio, mi piace tantissimo The Sister, è una mia opinione personale, però a me piaceva tantissimo quel film là, e fa capire anche cosa vuol dire avere dei fratelli, delle sorelle, di come tante volte siano preziosi quelle persone con cui magari, ad esempio, anch'io litigavo sempre con mio fratello, adesso che non ci vediamo più così tanto, invece ne sento sempre la mancanza. E quindi fondamentalmente mi ha ricordato un po' il rapporto che ho con mio fratello, che insomma per me è una delle persone più care che ho, ecco. Sentite, Sì.
Sì, Sì, certo. allora diciamo che sicuramente un'altra delle particolarità, delle priorità del festival era appunto quello di toccare un po' tutti i temi possibili. È logico che fino adesso quello che è arrivato da parte delle scuole, io posso dire quello che è arrivato fino ad ora da parte dalle scuole, da chi sta vivendo il festival in questo modo, è quello di essere molto, molto attenti a tutte quelle che sono, a tutto quello che è il linguaggio cinematografico. Quindi i ragazzi anche a scuola stanno facendo un'analisi cinematografica che devo dire è molto, molto bella e che a noi sta arrivando. Quindi delle feedback. critiche, delle recensioni fatte molto bene, probabilmente con degli insegnanti che veramente stanno lavorando sugli argomenti del festival in modo pregnante, insomma in modo anche molto profondo. Elisa, Certo, tutto questo ti volevo fare. Vai Massimo. Dopo no, la domanda finale. No, la no, domanda finale per Elisa, che spero di metterla in crisi. E allora. No, che cattiveria. No, dicevo che come considerazione di quello che ha appena detto Elisa, effettivamente tutti questi feedback che vi arrivano dalle scuole vi serviranno anche per il futuro, per la futura edizione, per anche seguire certe linee, poi anche proseguire su altri percorsi, averne dei nuovi. Poi è bello comunque Sì, avere no. anche... Sì, no, sicuramente. Difatti, come però dicevamo prima, ecco, il nostro sistema, insomma, è un sistema in cui siamo molti che decidono, molti che vedono, e quindi in qualche modo la particolarità è che ognuno di noi possa dare un'idea, e quindi si scartano certi film per dare priorità ad altri. Ovviamente all'interno del nostro gruppo ci sono tutta una serie di figure che appunto Luca Tonò, un esperto perché è un videomaker anche lui, è un montatore anche lui, quindi in qualche modo Manuele, Antonio, io, appunto Giovanni Esposito, quindi qualcuno di noi poi è insegnante, formatore, psicologo, quindi in qualche modo c'è questo controllo continuativo degli argomenti che poi vengono proposti ai ragazzi. Ecco, questo sicuramente, però ripeto, come dicevamo prima, più dai cose interessanti, più i ragazzi sono attratti e si mettono in discussione, quindi questo è importantissimo. È un percorso che dico sempre bisogna fare, cioè io cito sempre io ero scout, sono stata scout per anni, decenni, eccetera, eccetera, e non è una bella cosa, ma è anche una brutta cosa, perché rientri in una forma di volontariato, di attività, di formazione, però insomma Baden-Powell diceva sempre cerchiamo di lasciare il mondo un po' migliore di quello che abbiamo trovato, proprio la frase così. E ecco, forse è una delle cose che io mi sono posta, ma poi ho posto anche a tutti quelli che hanno collaborato e hanno lavorato con me. Bene. No, Vai Marco, allora infatti, metti in crisi Elisa, dai. sì, no, ma Elisa gli voglio talmente bene a lei e al suo festival che non ci riuscirei mai a farlo veramente. Io scherzavo, evidentemente. Allora, io la domanda che ti faccio sai che qui a Roma noi ci chiamiamo cinematografari, cioè nel senso c'è tutto un mondo che ha a che fare con il cinema. Però adesso a parte gli scherzi, la definizione di cinema per ragazzi, no? Negli anni 60, negli anni 70, no? Anche perché c'era una commissione censura che aiutava a capire chi erano i ragazzi e chi no. Ma adesso, oggi, no? Mi dai una definizione di cinema per ragazzi? Me l'hai messa cattiveria, questa è cattiveria. Questa è proprio una cattiveria. In realtà adesso come adesso è difficile dire un cinema per ragazzi, ma è un cinema secondo me di formazione. Diciamo che i pionieri in Italia, e devo ammettere, e sono felice di ammetterlo, sicuramente è stato Claudio Gubitosi col Giffoni Film Festival, che ha aperto a un sistema di
visione del cinema che fosse legato appunto a tematiche che colpissero, insomma, che guardassero i ragazzi e dei ragazzi facessero interesse con tutta una serie di attività. Quindi lui sicuramente è stato il pioniere. Ovviamente diciamo che adesso come adesso ce ne sono pochi festival, a parte appunto Giffoni Noi e qualche altra realtà che è interessata all'aspetto più della formazione, della tematica legata ai ragazzi, ai giovani. Quindi il cinema per ragazzi è un cinema che dovrebbe essere visto da tutti, dagli adulti in primis, proprio per far sì che la formazione avvenga, e poi man mano ovviamente scelto per le età che poi si vanno a toccare. Io dico sempre, in Italia c'è una difficoltà di produzione del cinema per ragazzi o sul cinema per ragazzi, cosa che invece in altri stati è diverso, ma perché hanno una cultura diversa dell'infanzia, della gioventù, dell'ambito giovanile e quant'altro. Qua in Italia è un po' più difficile, però devo dire, ed è una cosa importante, insomma, i registi con cui noi abbiamo avuto a che fare, gli esperti con cui noi abbiamo avuto a che fare, sono sempre state persone che comunque si sono interessate al mondo giovanile, appunto. Quest'anno il presidente della giuria di qualità è Francesco Bruni, e nei suoi film diretti da lui la problematica, ad esempio, proprio dell'ambiente giovanile è una problematica che emerge sempre, quindi un film per ragazzi potrebbe essere proprio quello che viene diretto da Francesco Bruni, ma poi ce ne sono tanti altri, insomma. Io ogni tanto ricordo un film bellissimo che io ho amato in particolare, un po' perché univa musica, suono e ovviamente cinema, ed era Rosso come il cielo di Bortone, che sì, per me è stato uno dei film che in qualche modo mi ha convinto a fare un percorso come quello di un direttore di un festival di cinema per ragazzi. Perché? Perché là era spiegato perfettamente quello che è la mia sensazione di cinema, no? Tutto quello che è il linguaggio cinematografico. Ripeto, dal suono alla musica, dalla radio alla visione di un ragazzo che purtroppo non vedeva più e che è diventato uno dei grandi montatori audio che abbiamo avuto in Italia. Quindi ecco, per cui il cinema per ragazzi è un cinema che tocca gli argomenti che i ragazzi vivono, e sta poi agli adulti accompagnarli e capire ancora meglio quello che è il significato. E comunque spero di essere stata abbastanza a di aver sviato. No, hai detto una parolina importantissima, la parola formazione, quindi questa effettivamente, voglio dire, poi alla fine potrebbe essere un po' lo specifico in qualche modo. Peraltro Francesco Bruni mi sembra azzeccato. Ricordo a chi non lo sapesse che Francesco Bruni è regista di Scialla, che già di per sé già un nome, un manifesto, voglio dire. Infatti. Comunque dal prossimo anno Elisa non ti inviterà più. No, voglio sperare. Allora, lui invita me, così siamo a posto, compensiamo. Inviteremo tutti, ma Marco è vabbè, io ho anche una storia musicale alle spalle, però voglio dire, io adoro Marco e devo dire adoro anche Lorenza, quindi c'è un'adorazione in entrambi. Di parte, ok, vada. A proposito di tutto in famiglia, di aria di famiglia che si respira, appunto. Ma difatti io vorrei, li faccio venire con me magari con le mascherine, però mi piacerebbe che venissero con me Manuele, Beatrice e Pietro, che tutti e tre insomma hanno lavorato per il festival, ma sono appunto la storia un po', insomma. Manuele ad esempio stanotte si fermerà qua perché deve finire di montare i video per il festival, e quindi gli abbiamo detto adesso ti fermi e stai qua. Praticamente volevo solo
È un bed and breakfast questo Vittorio Veneto Film Festival. No, oltre- no, magari, è una, devo dire che è una delle cose che mi piacerebbe molto che emergesse, insomma, come, non tanto perché è un bed and breakfast, ma in realtà perché l'ambiente è talmente forte, certo, talmente certo. pregnante, che il lavoro diventa un lavoro intanto felice per tutti, e questo è fondamentale. Non è un lavoro che appesantisce, è una collaborazione continua, e chi entra dentro lo spazio del Vittorio Veneto Film Festival, che è in un palazzo antico, non so quanto riusciremo ancora a averlo, ma è in un palazzo antico, abbiamo una bellissima sala, si sente proprio il calore, la parte umana. L'altro ieri è venuta una mia collega e mi ha detto: cavolo, mi piacerebbe venire a lavorare con voi, quindi ogni tanto hanno questa situazione. Peraltro È proprio bello, ecco. non ne abbiamo parlato, ma Vittorio Veneto è proprio bello, Sì. bello. Quindi, e se No, io il devo... palazzo è quello che mi ricordo io, non so, Sempre quello. è sempre quello. È Sempre bello quello. anche il palazzo, quindi... È molto quindi, bello, sì. Allora ci vuole No, devo dire, ecco, noi abbiamo la fortuna di avere, diciamo, un assessore Cultura? alle politiche sociali e Ah, scolastiche, che Mm. ci ha visto nascere, quindi il festival è nato con lei, che è Antonella Caldarte, e io devo sempre ringraziarla molto perché fa un po' da paracolpi a noi, perché spesso siamo difficili come personaggi, e lei è sempre stata realmente una persona che ci è sempre stata vicino, prima come assessore, poi come non assessore, poi di nuovo come assessore, perché qua il cambiamento è stato questo, e per fortuna c'è lei, il nostro sindaco, che anche lui da assessore precedente, eccetera, eccetera, ci ha sempre seguiti e ci ha sempre spronati ad andare avanti. Non è facile, perché sembra impossibile, no? Uno dice, beh, nel ricco nord-est è facile. No, non è facile neanche nel ricco nord-est, non è più ricco neanche il nord-est. Infatti, mai purtroppo. Allora, io voglio salutare tutto il Vittorio Veneto Film Festival. Adesso ve li faccio vedere. Ecco, sì. Oh, guarda di là. 1, 2, 3, adesso arriva Antonio. Oh, Luca, andate là. ok. Tanto alla Luca fine là. siete tutti congiunti, quindi tranquilli. Esatto. Ecco. Ma sì, ormai una famiglia unica, però copre Pietro così. Ok, fate Eccoci tutti qua, ciao. e adesso vedete fate me, tutti ciao. Antonio, eccolo qua. Oh. Ciao. Ciao. Allora, Ciao, grazie. grazie a voi, è stato un piacere enorme vedervi, sentirvi. Fino a quando c'è ancora il festival, che questo non Allora, il l'abbiamo detto festival è fino... fino al 12 dicembre, in realtà ok. ci si può ancora iscrivere, quindi iscrivetevi nel sito, basta cliccare e mettere i propri dati e potete vedere qualsiasi cosa, e rivedete anche noi, quello è il problema, ma insomma va bene lo stesso. Va bene. Ciao a tutti, un bacio, Ciao a tutti, a grazie. prestissimo, Grazie. vi auguro il meglio. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.